Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova diretta di A Giovedì. Quest'oggi vi voglio informare su un importante provvedimento che abbiamo appena approvato in Consiglio regionale che riguarda la lingua italiana dei segni. Quindi un provvedimento che va, nel dare delle risposte concrete a quelle persone sordomute che abitano all'interno della nostra regione, che per la prima volta all'interno di questo contesto regionale si vedono riconoscere questa importante legge. È una legge che va a aiutare queste persone a migliorare la loro quotidianità, a vivere tranquillamente all'interno della società. Quindi una misura che va a favorire, ad agevolare l'integrazione, soprattutto sull'utilizzo di tutte le strutture pubbliche, quindi degli ospedali, i mezzi pubblici, ma anche quelle che sono le normali, consuetudini della vita, quindi la partecipazione a delle visite guidate all'interno dei musei, ma anche l'ascolto di telegiornali, di tutte, insomma, quelle pratiche normali che ognuno di noi fa. Siamo una delle poche regioni a livello nazionale che ha legiferato con il riconoscimento di questa importante lingua dei segni. Siamo circa, a livello regionale sono circa 2700 le persone che soffrono di questa patologia, una piccola fetta della nostra società, ma che ha tutto il diritto di essere messa alla pari di tutti gli altri. Quest'oggi qui con me c'è Giuliano Boaretti, che è il presidente regionale dell'ENS, che è l'Ente Nazionale Sordi, che è stata proprio l'associazione che per prima ci ha posto questa problematica e ci ha aiutato in questi anni a predisporre questo importante progetto di legge. Un progetto di legge che ha avuto un lungo iter in commissione, ma grazie all'apporto unanime di tutto il Consiglio regionale, oggi è stato finalmente approvato. Quindi un grande risultato che va ovviamente a portare il Veneto tra una delle regioni più all'avanguardia e che dà delle risposte concrete a delle persone che hanno tutto il diritto di vivere in tranquillità e comunicare liberamente all'interno della nostra società. Vai Giuliano. Grazie per quello che ha detto. Capogruppo della Lega Nord. Io mi sento onorato, soprattutto perché il Veneto è una delle prime regioni d'Italia a riconoscere la LIS. Questo è stato il frutto del nostro lavoro di circa 3 anni. Abbiamo lavorato e in questo percorso abbiamo lavorato tanto. Un anno e mezzo fa abbiamo avuto un incontro con il dottor Filippo insieme con Rocco e Vidrali. Abbiamo studiato insieme questo progetto della 212, della 220. È stato un lungo percorso e finalmente posso dire siamo arrivati al momento di questo benedetto riconoscimento. Devo ringraziare veramente di cuore anche di Ruzzante. E anche di Ruzzante abbiamo lavorato insieme e devo riconoscere la sua sensibilità che ha capito il nostro problema e devo ringraziarlo molto. Adesso mi sento sollevato e contento. Grazie anche soprattutto al Consiglio che ha approvato questo riconoscimento. Questo significa che si è lavorato bene, tutto qua. Io ovviamente ringrazio voi per il supporto che ci avete dato, visto che la tematica è molto complessa e particolare, ci avete aiutato anche a conoscere un mondo che molti di noi non conoscevano. Adesso l'impegno per i prossimi anni sarà quello ovviamente di mettere a disposizione delle risorse per aiutarvi sempre più, penso soprattutto anche ai giovani, ai ragazzi che nascono con questa problematica, quindi di aiutarli bene all'interno dell'inserimento scolastico, e penso che con il progetto di legge che oggi abbiamo approvato abbiamo dato veramente un segno di umanità, ma soprattutto di una politica concreta, fatta di fatti e che dà delle risposte anche alle persone bisognose, perché questo è il Veneto e penso che oggi l'abbiamo dimostrato. Grazie a tutti e a giovedì prossimo. Bene,